Nulla osta da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto al proseguimento dei lavori di recupero del Giardino Parolini di Bassano. Lo ha confermato l'archeologa Benedetta Prosdocimi nel corso del sopralluogo effettuato per verificare i recenti ritrovamenti e in particolare la vasca sotterranea da 60 metri cubi che Parolini avrebbe destinato alla raccolta di acqua da impiegare poi per l'irrigazione del giardino, che nell'Ottocento ospitava ben 9.000 diverse specie vegetali. La struttura, essendo ottocentesca e riempita di materiale incoerente, probabilmente dopo il suo abbandono, di fatto non riveste un interesse di tipo archeologico, anche se ovviamente invece è molto importante per la storia del luogo e potrà avere un ruolo, credo, nel recupero del giardino e della sua, infrastrutturazione idraulica. Ritrovamenti che si trasformano in una straordinaria opportunità di riscoperta del giardino, destinato a diventare nuova attrazione per i bassanesi e non solo. Sì, perché ci dà la conferma che tutto sommato questo è un intervento fatto dal Parolini circa intorno alla metà dell'800, quindi evidentemente dal punto di vista archeologico non ha importanza, però per noi è fondamentale perché abbiamo capito esattamente come funzionava questo giardino dal punto di vista idraulico, cioè qui c'era una grandissima capacità di accumulo di tutte le energie rinnovabili dell'epoca, quindi dell'acqua, in funzione della vita di questo ambito che tentiamo, se possibile, di ripristinare. Domani pomeriggio alle 15 primo momento simbolico con la messa a dimora di 2 piante di pregio, a seguire il convegno al Museo Civico con la spiegazione dei lavori in corso.